Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati e dunque nella scorsa puntata abbiamo parlato di violenze in strada, abbiamo parlato di centri sociali e allora continuiamo il discorso anche perché questo è un discorso articolato, molto articolato e sicuramente necessitiamo di approfondirlo. Allora do il benvenuto di nuovo a Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, Claudio Stanasel, vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato della Lega, e Maurizio Marrone, assessore della Regione Piemonte Fratelli d'Italia. E dunque, Francesco, la scorsa puntata, Sì, come la dicevo, scorsa puntata Rachele Scarpa si è difesa con grande, insomma, coraggio in mezzo a noi che avevamo posizioni con sfumature diverse, devo dire, perché Massimo al suo solito scadeva nel complottismo, invece vedi, Massimo, devi stare attento con questo PD, questo AVS quasi che sta covando No, dentro di te. è un C'è un pochino piccolo sì, sono AVS alla -1 però. e c'è un C'è il complottismo di destra. Ecco, sì, non ho capito cosa voglia dire la -1 perché ignoro Vabbè, al contrario, insomma. non so neanche che adesso voglio che lo spieghi. Adesso ti metti qui e spieghi questa cosa della perché -1. alla -1 è 1 su un numero, cioè se tu hai 3 alla -1 sarebbe un terzo. Vi prego di Quindi chiamare le forze AVS alla dell'ordine e -1, 1 su trascinarlo AVS. via da questo studio rapidamente. Tra l'altro hai appena fatto mansplaining, Okay. cosa che ti verrà, insomma, pagherai cara, pagherai tutto. Però adesso, a parte le stupidaggini, Rachele Scarpa, abbiamo parlato, no, del questo convegno sulla remigrazione qualche giorno fa. Io vedevo che lei l'altra puntata storceva il naso quando io facevo il paragone. Mi rendo conto che è un po', se volete, sommario, però diciamoci la verità. C'è una parte politica che spesso dice: no, questi sono fascisti, non devono parlare. Siete entrati, il PD, alcuni esponenti del Partito Democratico della sinistra sono entrati nella sala di Montecitorio, mi pare, dove doveva svolgersi la conferenza stampa sulla remigrazione. Qualcuno mostrava le foto di Matteotti. Io l'ho trovato un gesto abbastanza violento e mi colpisce perché poi in quest'area politica c'è di tutto, cioè compresi i difensori di Askatasuna, cioè dei martellatori tipo Zero Calcare. Dov'è che sbaglio? Ma secondo me c'è una questione. Intanto gli accompagnatori e i promotori della conferenza, che sono anche i fautori del movimento Remigrazione e Reconquista, sono degli esponenti di Casa Pound. Io vorrei proprio vedere se qualcuno della sinistra invitasse, quale sarebbe lo standard applicato se qualcuno della sinistra invitasse i pericolosi di Askatasuna a una conferenza stampa alla Camera. Penso che la reazione sarebbe stata peggiore, probabilmente. Ma non sono proprio uguali, però, perché io, No, cioè, non sono proprio Askatasuna. uguali. No, ma a Casa Pound ci sono dei singoli episodi, senz'altro, c'è un grande allarme. Però io sinceramente la militarizzazione, a parte i numeri sono diversi di mobilitazione nelle piazze, ma poi io la militarizzazione che ho visto di Askatasuna con il Notav, con queste robe qui, io dall'altra parte a nessuno l'ho mai vista fare. Cioè, Ma non è vero, di le gente violenze, di Casa Pound che martella i poliziotti per strada, guarda, mi sinceramente non dispiace, l'ho visto. ma le violenze dell'estrema destra, appunto anche in continuità con la loro storia, che è quella della destra eversiva nel nostro paese, sono molto, molto peggiori, se mi posso permettere di fare una scala delle violenze, cosa che comunque non mi va di fare. Ma allora, vogliamo prendere i casi più recenti. A ottobre ci saranno state 7 aggressioni distinte, una al giornalista Alessandro Saebi, ai ragazzi fuori dal liceo a Firenze. Sono stati aggrediti un italiano di origini albanesi e un marocchino da 40 persone. Non ce lo mettiamo dentro quello dell'autista ammazzato dagli ultras, che poi comunque si sono scoperte avere un certo tipo di simpatie, perché anche i PM hanno detto che non era di natura politica quell'episodio, ma comunque, e poi se si va indietro con la storia che è in continuità, però lei mi sta direi che prendendo ce ne sono un parecchi. episodio di un giornalista che manco sapevano fosse un giornalista. Sono modi diversi, No, posso dirvi. sono modi diversi, perché io non dico che non sia stata violenza nei confronti, cioè,
nel caso del giornalista che lei cita, hanno visto uno con una maglietta che non gli piaceva in modo per me molto fastidioso, sono andati lì, hanno attaccato brighe e poi l'hanno picchiato. Una cosa che insomma, è una, mi sì, sembra, una mi cosa, sembra sto un dicendo, una problema. cosa per me totalmente deprecabile, anche gratuita e pure stupida, tra le varie cose, no? Però un conto è quello. Dall'altra parte ci sono Però dall'altra parte c'è un movimento organizzato quasi militarmente che va in piazza, va in Val di Susa, ha un curriculum di reati mostruoso. Poi peraltro penso che non sia del tutto assimilabile il movimento No-TAV con le violenze che abbiamo visto ieri. In ogni caso, nel momento in cui il clima di repressione cresce, la violenza di piazza si manifesta nei suoi aspetti più problematici. Non la giustifico in nessun modo perché appunto non mi appartiene minimamente e per me sono ingiustificabili. Punto, le immagini al poliziotto, così come sono ingiustificabili le altre violenze che ho visto in quella piazza, perché ci sono almeno altri due casi di un giornalista manganellato e di un signore anziano lasciato sanguinante a bordo strada che vanno ugualmente citati. Io non faccio distinzione sulla violenza che mi piace o non mi piace, quella violenza non mi piace, punto. Allo stesso modo non mi piace che i fascisti violenti di Casa Pound, che quella violenza la praticano e la rivendicano ogni giorno, entrino alla Camera dei Deputati. Poi possiamo parlare di quanto non penso che sia veramente compatibile anche con ciò che rappresenta la Camera dei Deputati, la proposta di legge sulla remigrazione e la reconquista. Adesso ne parliamo. Di questo ne possiamo parlare, però. Non posso impedire a nessuno di parlare, no? No, però accade. Faccio rispondere a Marrone su questa cosa estremisti di destra e di sinistra, poi vado da Sanasel per la remigrazione e dopo sentiamo cosa dice la Scarpa della remigrazione. Io in generale non ritengo che sia ammissibile definire dei criteri che impediscano meno un intervento in una sede istituzionale, cioè se un cittadino è privato dei diritti politici lo è da una sentenza della magistratura. Se un partito viene ritenuto non coerente con il quadro costituzionale viene disciolto, cioè sono questi gli strumenti e lo decidono dei magistrati, lo dico a chi in questa fase storica si sta ponendo anche in modo un po' strumentale come parte politica a tutela dei poteri della magistratura. Ecco, sono poteri e sono anche responsabilità. Questo vuol dire che dovunque non ci sia per un cittadino o per una forza politica un provvedimento che limiti l'agibilità o i diritti politici, allora quei diritti non possono essere limitati dal giudizio di un singolo parlamentare o di un singolo altro privato cittadino, perché se cominciamo a definire qual è la linea rossa che non deve essere oltrepassata diventa tutto discrezionale. E allora un domani potrebbe esserci anche qualcuno che ritiene che sia il Partito Democratico o Fratelli d'Italia non avere titolo diritto di avere agibilità pubblica politica. Poi sull'estremismo io ritengo che la scriminante sia sempre la violenza politica e anche lì ritengo che la violenza politica, che deve essere sempre rifiutata sia da una parte che dall'altra, abbia due dimensioni. Una dimensione individuale, e allora se ci sono singoli militanti che si macchiano di atti illegali e violenti, allora è giusto che lo stigma e le limitazioni al coinvolgimento, alle collaborazioni riguardi quei singoli militanti. Se uno di Askatasuna ruba una macchina, comunque, non è colpa di Askatasuna. Askatasuna rivendica pubblicamente nei propri documenti politici, anche dopo il corteo dell'altro giorno, proprio l'attacco allo Stato, l'attacco alle forze dell'ordine o l'attacco violento a quelle forze politiche che loro ritengono fasciste, cioè tutte tranne loro stessi. E di recente il PD, giusto perché gli stava regolarizzando il centro sociale, ma ricordo che fino a 3 anni fa ogni 1° maggio torinese, può chiedere ai suoi colleghi di Torino, vedevano lo spezzone di Askatasuna che risaliva al corteo per andare a menare gli esponenti del PD che si facevano difendere dalle forze dell'ordine, che in questo momento però, se ho capito bene, diventano dei generali di regime. Ecco, ai tempi non sono dei generali di regime, difendevano i parlamentari del PD dai violenti di Askatasuna, ed è un ricordo recente per Torino. Una violenza di piazza commessa anche da forze dell'ordine isolate, per carità, perché poi le forze dell'ordine sono un orgoglio del paese, è una risorsa imprescindibile, quindi figuriamoci, ma quando c'è
dello sbagliato va evidenziato anche a tutela di chi invece quel compito di servire lo Stato lo fa con onore e lo fa con disciplina. Quindi in questo senso a me pare assurdo che non si voglia fare una condanna tout court della violenza, cosa che Giorgia Meloni ha evitato accuratamente di fare. Giorgia Meloni ha interpretato il ruolo della PM decidendo quale doveva essere il capo di imputazione, ha assegnato a quelle violenze dei mandanti politici, identificandoli nell'opposizione parlamentare, e ha selezionato arbitrariamente quali violenze di quella giornata fossero gravi e da condannare e quali invece potessero cadere nel dimenticatoio. Stiamo parlando della Presidente del Consiglio, non di un opinionista che può anche permettersi di scegliere e un po' fare cherry picking, si dice, e scegliere un po' qual è l'episodio che gli conviene di più commentare. Stiamo parlando delle istituzioni. Allora, un po' di serietà nel trattare queste questioni e anche un po' di sguardi rivolti alla complessità, perché non mi si può dire che la galassia della sinistra, grande com'è, No, hai ragione, ha la Scarpa, lei ha scatasuna che ragione. trova i mandanti Guardi, politici posso nell'Islam, dire cioè su via. solo una cosa, poi le chiedo della remigrazione, però mi perdoni, io questa cosa della complessità ve la sento dire e volutamente sto semplificando, la sento dire ai progressisti da 100 anni, poi quando provo a farla io mi ridono in faccia e mi tolgono la parola. Cioè, Tipo? le faccio un esempio, io ogni tanto vado a Piazza Pulita, ho fatto una puntata l'ultima volta su questi temi in cui tutto il mondo è fascista, come se non esistesse il fatto, per esempio, che alcuni gruppi di estrema destra non vedono per niente di buon occhio questo governo o non si vedono di buon occhio fra di loro oppure hanno posizioni diversissime, e tutto il calderone, il fascismo che ritorna. Allora mi permetta, vale per la Scatasuna come vale per tutti gli altri. Va bene. Se uno ruba una macchina non è un reato politico, ok? Anche se è militante di un partito. Se uno del PD commette un reato è un singolo. Se è una prassi politica l'attacco alle istituzioni, allora è una cosa diversa. E Sì, ma sinceramente, mi la perdoni, prassi politica della nell'estrema destra Scatasuna non può essere imputata neanche a tutti i movimenti in generale, ma perché non, anche tutti i non lo centri sociali penso, non penso sono uguali anzi tra che il loro. movimento Notav, penso anzi che dentro il movimento Notav ci sia di tutto, come in tantissimi movimenti, però bisogna avere, proprio come bisogna avere la lucidità di distinguere e di dire anche, io l'ho detto all'inizio, che esiste lo scontro sociale, che delle volte succede che si va in piazza e c'è il confronto, basta che rientri, no, in un... succede, va bene, però bisogna anche essere onesti e dire che c'è un'enorme differenza fra uno che va in piazza e finisce a manganellate perché c'è un momento di casino e gente che teorizza la violenza politica e l'ha organizzata e hanno una capacità militare che nessuno ha, di sicuro in Italia, ma probabilmente ce ne sono pochi anche in Europa. Questo è il punto, secondo me. Quanto alla remigrazione, anche lì, lei ha detto io non posso impedire di parlare, vorrei sentire il suo punto sul tema, perché alla fine è venuto su un bel pasticcio e poi le faccio rispondere da... Allora, ma forse ho anche io delle domande da fare a Claudio Stanasel sulla proposta di legge sulla remigrazione, nel senso che a me non è chiaro quale sia il confine tra questa proposta e una strada che ci porta abbastanza chiaramente, non è molto difficile da capire, verso delle logiche di suprematismo bianco di base, di pulizia etnica. Mi chiedo qual è il confine tra quel tipo di discorso lì e la proposta sulla remigrazione, perché io onestamente lo vedo poco, e se stiamo parlando di sangue e terra, pulizia etnica, selezione sulla base dell'etnia, insomma, profilazione razziale, come lo volete chiamare, per me c'è un problema e ci stiamo spostando fuori dall'ambito della democrazia e dello Stato di diritto. Quindi io lì interrompo la mia discussione e dico che forse non sono disposta a fare, a dibattere oltre, perché se dobbiamo dibattere se una persona in quanto straniera ha o meno i diritti fondamentali, perché di questo stiamo parlando, per me ci muoviamo in una zona grigia che non è più tanto quella del confronto democratico, ma è
un'altra. Interessante questo punto, Stalasel, no? Che poi anche Massimo. Prego. Allora, innanzitutto mi fa piacere vedere che c'è la volontà di imparare, di capire. A volte basterebbe fondamentalmente leggerle le proposte, visto che sono Ma io tutte l'ho pubblicate. l'ho letta, No, l'ho letta la vostra guardi, proposta. mi faccia parlare cortesemente, perché questi modus operandi da circolino di PD di provincia sono abituato. Però, dicevo, il punto qual è? Non avete voluto come partito permettere a dei cittadini di spiegare, membri di un comitato, perché non erano lì con bandiere di partito, non erano lì in veste di rappresentanti di partito, ma erano lì in veste di rappresentanti di un comitato a cui io ho aderito, a cui hanno aderito decine di sindaci, assessori, consiglieri comunali e non soltanto della Lega. Le do un'informazione importante. Ma quindi voi da una parte dite siamo aperti al dialogo, non vogliamo impedire il dialogo, ma di fatto l'avete fatto. Poi che non vi rendiate conto di averlo fatto, questo è sinonimo di un pensiero, secondo me, un po' ipocrita. Ma veniamo alla domanda, perché mi piace sempre rispondere nel merito. Il concetto, ripeto, alla base di questa proposta politica che si attua e si, diciamo, esprime in più articoli, visto che è tutto pubblicato e bastava appunto leggerla, si basa su un concetto fondamentale, e cioè quello del fatto che chiunque arrivi in Italia e che rispetta giustamente la legge italiana, la cultura italiana è ben integrato, è il benvenuto. Ma chi invece delinque, e questo ovviamente nell'ultimo grado, chi ha ovviamente compiuto dei reati, non deve assolutamente stare in questo paese. E quindi sulla base di un concetto che a mio avviso è molto semplice e lineare, si vanno a diciamo implementare degli strumenti nuovi che vanno a velocizzare appunto l'iter burocratico, le espulsioni, vanno di fatto a garantire una giustizia equa che, ripeto, glielo dico anche a titolo informativo, la stragrande maggioranza dei cittadini stranieri che vivono in Italia sono ben integrati. Questi sono i primi a volere questa remigrazione per criminali Posso fare irregolari. una domanda? Molto Così semplice. chiariamo? Posso Prego. fare una domanda io? Mi metto nei panni, se me lo consente, di Rachele Scarpa. Io le Prego. faccio, ho visto la sua espressione inorridita, che è esattamente quella che cercavo di suscitare. Ma lei sarebbe remigrato oppure no? Assolutamente no, perché sono una persona che rispetta la legge e che non ha mai compiuto alcun crimine in questo paese. Quindi non è che ci sta dicendo remigriamo gli altri, io no, perché sono No, simpatico. remigriamo, no, è semplice, la risposta è contenuta nella proposta di legge. Remigriamo esclusivamente irregolari e chi compie reati che sono stati documentati e sono in ultimo grado. Obiezione. Adesso io non voglio... Prego Rachele Scarpa, perché poi c'è un'obiezione che è quella che fanno sempre, lo so perché Stanase me la fanno tutte le volte dovunque io sia. L'aspetto. Perché la remigrazione, quella che vuole Martin Zellner, che noi abbiamo intervistato, in cui io ho prefato il libro, prevede anche di espellere gli immigrati regolari, no? Che sono semplicemente non dicono nella domanda, cioè non integrati, poi uno se vuole spiega la differenza. È questo che credo che muova da qui, mi corregga Scarpa se sbaglio. Le posso rispondere subito, sì. se mi è permesso in merito, perché è molto semplice. In questa io ovviamente sono uomo delle istituzioni, mi baso sugli atti e li leggo, mi informo e li voto o meno sulla base di quello che è scritto sugli atti. E in questa proposta ci sono due aspetti. La prima l'ho già elencata, la seconda è un patto di remigrazione volontaria, e questo secondo me è uno strumento che è utile a tutti coloro che vogliono ritornare nel paese d'origine con l'esperienza ovviamente fatta in Italia, ed è un valore aggiunto sia per l'Italia ma anche e soprattutto per i paesi di origine. Quindi questa è la risposta secondo me concreta a questa domanda. Per quanto riguarda quello che vogliono certi ovviamente politici anche di altri paesi, io condivido solamente un concetto di base, che se vogliamo come Europa avere una politica unitaria sull'immigrazione, penso che una proposta di legge come quella depositata in Corte di Cassazione andrebbe diciamo trasformata in legge dello Stato in tutti i paesi dell'Unione Europea, se fossimo coerenti e fosse una reale Unione Europea. Mi sa che non ha convinto Rachele Scarpa. Mi preoccuperei altrimenti. Intanto perché non l'ha convinta, ma noi ci dobbiamo fermare un attimo, andiamo un attimo in pausa e poi torniamo insomma per la risposta di Rachele Scarpa.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rieccoci qui, la Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati, Rachele Scarpa, Claudio Stanaser e Maurizio Marrone. Prego, Rachele Rachele Scarpa stava finendo di rispondere prima a quello che diceva Sì. Stanaser sulla remigrazione. Posto che non ha ancora risposto alla mia domanda quindi in che modo questa cosa ci salva dalle derive di suprematismo bianco. La legge è uguale per tutti, secondo Costituzione, quindi una persona straniera paga, se sbaglia, lo stesso che paga un cittadino italiano. Poi mi spiegherà come la costituzionalità di tutta questa cosa si tiene in piedi. Volevo fare un esempio pratico perché io ho letto la vostra proposta, insomma, sulla remigrazione, e anche questo patto di remigrazione volontaria pensavo che potrebbe essere benissimo utilizzato dalla numerosissima comunità cinese in Italia che, come sapete, tende, soprattutto nella fase della vecchiaia, a voler tornare in Cina perché hanno un legame molto profondo con il loro paese e tornano in Cina. Quindi Stanaser sta proponendo sostanzialmente di far pagare ai cittadini italiani il rientro in Cina per fare la bella vecchiaia a tutte le persone cinesi che riterranno di utilizzare questa proposta se dovesse passare. No. Avevo delle idee migliori io di impiego del pubblico denaro anche nella gestione dell'immigrazione. Però posso dire... Io penso veramente che stiamo parlando di robe un po' fantasiose, perché poi si sottovaluta che gli accordi di rimpatrio con la maggior parte dei paesi l'Italia non ce li ha. Però e non è una cosa proprio immediata mi perdoni. da creare, da mettere a terra. Cosa che per me è irricevibile, incostituzionale, assurdo. Non è esattamente così però la remigrazione, perdonatemi, io penso che ci sia un difetto, cioè che c'è tanta gente che non ha letto né questa proposta né la proposta originale di Sellner, per cui si fa su un casino che la metà basta. Allora, la proposta originaria non prevede né suprematismo bianco né deportazioni, che è un termine che io veramente vorrei fare un'interrogazione parlamentare per chiedere per favore ai politici di ogni colore di non usarlo più. To deport in inglese significa rimpatriare, non deportare. Deportare significa rimpatriare anche in italiano, ma se dici deportare fai pensare ai vagoni piombati e bisogna avere un po' di rispetto per chi su quei vagoni c'è stato davvero. E per chi e anche dissociarsi da chi è in continuità con chi quei vagoni li ha caricati di persone e li ha mandati in Polonia. E allora se non apriamo l'antisemitismo, perché è una cosa enorme. È una cosa enorme. La informo che nel libro di Sellner, inventore della remigrazione, c'è un capitolo in cui si spiega, invoca norme più stringenti contro l'antisemitismo. Si ribadisce più volte che non c'è alcuna questione di superiorità razziale, fisica, biologica, di colore della pelle, niente di questo genere. La remigrazione si basa su un principio, e cioè che esistano i popoli, bene, e che questi popoli si esprimano peraltro, come tutti noi sappiamo, attraverso un ordinamento giuridico anche. Ora, se tu inietti all'interno di questi popoli popolazioni che hanno tutti i loro diritti e la loro cultura differente legittima, che stanno da un'altra parte, cosa succede? Succede che a un certo punto questo popolo, questo consesso civile cambiano di forma e di identità. Basta un terzo della popolazione per cominciare a cambiare delle leggi, ad esempio. Un domani che noi avremo un partito... Sì, ma Borgonovo sostituisca popolo con razza. Cosa mi cambia di questo discorso? La totale differenza, perché non è una questione... Mi perdoni, non è una questione biologica, è una questione culturale, è molto diverso. Stanaser non mi sembra... Le culture mutano, le culture si mischiano, sì, si cambiano. Mi perdoni, le culture mutano, però esistono. E significa, questa cosa delle culture che mutano, ma le culture mutano ed esistono. Ma teorizzare che ognuno si fa la sua cultura a casa sua nel mondo globalizzato del 2026. Ma il globalismo esiste solo in Occidente.
Questa è la realtà, che il globalismo è un'arma per distruggerci, perché lei l'ha detto, prima ha detto una cosa fondamentale, no? Ha detto, giustamente, in vecchiaia, i cinesi vogliono tornare nel loro paese perché hanno un legame profondo con le loro terre. E perché è Perfetto. e perché è sbagliato per Non noi è italiani? sbagliato. Perché Non è è sbagliato sbagliato. per noi italiani voler preservare Però- la nostra identità? Massimo, Ma scusa, senza, nessuno la cancella. senza Non entrare la in questa cancella roba, l'identità. La stiamo Ma cancellando. Scusate, non è la nostra vero. identità. vi informo che esiste già. La remigrazione esiste già. Quello che dice Sellner è che, senza entrare in questi discorsi, che se volete facciamo, ma non c'è tempo perché poi ci deve salutare Rachele Scarpa, facciamo la prossima volta tutto il discorso sull'omogeneità culturale, la cultura prevalente, che non è una cosa razzista. Andate a dire a un africano, a un nigeriano che la cultura prevalente da domani è quella milanese e vediamo cosa vi risponde. Qualcuno ci prova questo, comunque. sì, io guardi, remigrerei tutti, compreso me stesso, mi remigrerei volentieri da un'altra parte. Però, A casa. esatto, però il punto è, esiste già, cioè la remigrazione prevede espulsione dei criminali che sono già previste e vanno implementate, prevede rimpatri volontari che già in Italia si fanno, se ne fanno pochi, 500, 450 ogni anno. Con diversi problemi, poi Noi diamo diverse questo. migliaia di euro a queste persone che ritornano indietro. Avvengono già autonomamente, nel senso che sono non solo i cinesi che vanno in tarda età, ci sono magrebini che rientrano in patria, ci sono persone dell'est, ci sono quelli che vengono a fare i lavori stagionali che poi tornano a casa. Cioè tutta questa cosa qui già avviene. Cioè io non ci vedo niente di male. Sa qual è il fondo del problema? Che io non vedo niente di male nel fatto che in Italia ci siano per lo più persone che sono italiane da generazioni, oppure che per qualche motivo individuale, di solito, perché non sono i grandi gruppi, no? Riescono a entrare in contatto con la cultura di origine che ci accomuna tutti ed è quella che ci dà le leggi e il nostro vivere civile ed è quella che permette a lei di essere in disaccordo con me e viceversa, perché le lo dico molto chiaramente, se qui arriva una cultura prevalente di un'altra nazione o che ha un altro fondamento religioso, dopo lei non solo non può più essere in disaccordo con me, non mi può più parlare, ok? E non può neanche andare in giro liberamente. E non sto parlando solo dell'Islam radicale, ce ne sono tante di incrostazioni di questo genere. Allora, sì, ma siamo da d'accordo su qua questo. adesso, ma guarda, possiamo anche essere d'accordo che alcune differenze culturali ci sono e sono strutturali, ma io non penso che ci sia minimamente un rischio di soverchiamento della Costituzione italiana, Ora dei no, tra qualche traguardi. Ma di cosa stiamo parlando, Tra ragazzi? 3 generazioni, quando se noi non facciamo più figli, loro ne Ma fanno noi 3 a non famiglia. facciamo più figli, te lo dico io che sono una ragazza in età da procreazione. Stia attenta È che una appena detto questione. una cosa, appena È detto, una questione. Scarpa, lei ha appena detto una cosa terrificante, una Ho detto cosa in età, di perché ultradestra, ho quasi una cosa 30 anni. non la fanno più No, entrare in ma Parlamento. è per usare un linguaggio a voi familiare. La Scusate, questione questa della non la natalità. mandiamo alle agenzie, perché se uno del PD dice sono una ragazza in età da riproduzione, è una cosa che... Ma vi spiego il motivo per cui, cioè ci sono più motivi per cui gli italiani e le italiane soprattutto non fanno più figli. Alcuni anzi principalmente sono dovuti a ragioni economiche e di tipo materiale. In questo momento 2 stipendi non bastano non per crescere un figlio che costa più di 7.000 euro all'anno. Non bastano per comprare una casa. Questo è il primo problema da risolvere, ma riguarda sia le persone straniere che le persone italiane ed è un punto. Poi ci sono delle ragioni di natura culturale che possiamo discutere laicamente, ma che io non vedo come l'origine del problema, perché il mio problema non è avere tutti i bambini bianchi fra 50 anni, il mio problema è avere dei bambini felici, dei bambini che possono mangiare, dei bambini che possono andare a scuola, dei bambini che cominceranno a lavorare presto. Cioè, il mio problema non è il colore della pelle, il mio problema sono i valori occidentali che vanno difesi. E poi un'altra cosa, I valori occidentali sono quelli che dicevo prima, per cui tutti sono uguali di fronte alla legge, tutti hanno dei diritti universali che vanno rispettati, il diritto all'asilo, il diritto alla dignità. Lei mi ha dimostrato che esiste una cultura suicida. Quello che non ci fa fare figli, mi perdoni, non è la mancanza, quello può valere per il secondo figlio, no? Che uno si trova in difficoltà con prima di fare il secondo ci pensa per ragioni economiche, sono d'accordo, ma quello che impedisce di fare figli, al di là del nostro stile di vita, del fatto che ci
accoppiamo più tardi, e ci sono tutta una serie di questioni molto pratiche studiate, ad esempio da Roberto Volpi, che peraltro vota PD, se ho capito bene. C'è una questione culturale che è che noi non vediamo più, molti giovani non vedono più la riproduzione, diciamo così, come un orizzonte auspicabile. E questo dimostra che esiste una cultura che si può autodistruggere. Cioè le culture cambiano, evolvono, come no? Per carità, anche una bella cosa, si incontrano, si scambiano, però esistono alcune tradizioni che sono più compatibili l'una con l'altra e che hanno più facilità, no? E noi parliamo più facilmente. Per esempio, ci sono, come dice Sellner, ci sono persone che sono perfettamente integrate. Pensiamo alla comunità, non so, i cingalesi, i filippini, perfettamente integrati, no? Perché sono qui, non delinquono, non fanno casino, lavorano come pazzi, sono simpatici. Però le misure restrittive sull'immigrazione le tutto pagheranno quanto, anche però loro, i filippini cosa fanno? Sono nella loro enclave, come i cinesi del resto. È molto raro che ci sia un matrimonio misto, ad esempio, no? I romeni, come i toscani, cioè non è che li riconosci quando parlano, ma quando li vedi così, Stanasel. Sì. Io scusatemi, ma vi devo lasciare, dovrei essere in Parlamento in questo momento e non posso continuare. Ma tanto non la fanno entrare, dopo la cosa che hai detto sulla riproduzione la bandiscono. Ho detto solo procreazione, su via. Non estraetemelo in clip, per carità. Glielo promettiamo, Grazie, stiamo scherzando, grazie, scherzando, lei è stata sì, gentilissima. E tornerò volentieri a discutere dei motivi per cui le ragazze italiane, o comunque le giovani ragazze in generale, fanno più fatica a immaginarsi madri, ok? Perché questo è un tema secondo me interessante, dove se ne può parlare anche laicamente, e di questo ne possiamo parlare. Ecco. Molto volentieri. E quando ne parleremo farò il complottista. Quando vorrà, se non le rubiamo tempo alle attività procreative, può venire con noi a discutere finché vuole. Solo di notte. Grazie. Fermiamo la registrazione. Basta. Ciao. Fermiamo un attimo Gianluca, perché lei dobbiamo mandarle il link. Ma è già uscito. Sì, le mandiamo il link per caricare. Gianluca, ferma questa, se no non usciamo. Io però vorrei anche sapere un po', rispetto a tutto quello che abbiamo sentito finora, che cosa ne pensa anche Marrone, no, di questo. Ci può dare una sua valutazione, un suo giudizio in merito? Sulla remigrazione, non sulla procreazione. Sì, avevo intuito. No, la remigrazione è sicuramente una proposta che ha un percorso di fronte, nel senso che è ovvio che non è un risultato ottenibile con la bacchetta magica in un minuto, ma è un percorso che sicuramente merita di essere attivato, soprattutto distinguendo molto, forse anche meglio, se mi posso permettere una critica costruttiva, in termini comunicativi, i diversi percorsi. Un conto l'esecuzione delle pene dei delinquenti, perché lì è chiaramente qualcuno che viene nella nostra comunità proprio per fare del male, per approfittarsene. Un conto invece sono magari anche persone che in buona fede sono state vittime della globalizzazione, sono state indotte a pensare che qui avrebbero trovato l'Eldorado, un paradiso, e che quando poi si accorgono che l'integrazione sociale e culturale è molto in salita e che rischiano lo sfruttamento, la povertà, allora possono essere indirizzate verso la remigrazione volontaria. Ha ragione Francesco Borgonovo quando dice che anche quella remigrazione è già in corso, anche se con piccole sperimentazioni. Io per esempio come cooperazione internazionale sostengo un progetto della città di Asti in Piemonte che ai ivoriani in particolare che non riescono a integrarsi nel nostro territorio offre una formazione professionale nell'artigianato del legno, che è una vocazione di quella città, e li accompagna poi a tornare nel loro paese di origine per avviare delle attività imprenditoriali in quel campo. Io credo che quello sia un bel progetto, proprio perché ha una componente volontaria che combatte anche quella che è la retorica progressista nel far capire che in questo caso gli immigrati da remigrare sono vittime che noi sosteniamo a costruirsi un destino degno nella loro patria di appartenenza, e non invece come vuole una certa propaganda, vittime di una deportazione, di un fenomeno coatto. Ecco, io credo che la remigrazione sia un ottimo stimolo, debba affinare un po' meglio la comunicazione proprio per sottrarsi
a critiche strumentali che non sono fondate, ma che ai noi trovano megafono. Quale sarebbe poi la tempistica anche, se riuscissimo veramente a mettere in moto questo processo a tutti gli effetti, no? Una tempistica per la quale potremmo dire questa cosa ha funzionato, siamo in pieno regime, sta funzionando. Quale sarebbe una tempistica stimata? Lo chiedo a Stanasel. Guardi, innanzitutto condivido anch'io quanto ho sentito prima, perché io vengo da una città, e qui voglio fare un esempio chiaro. Prato è l'emblema del fallimento delle politiche dell'immigrazione di decenni del Partito Democratico e prima ancora degli altri partiti di sinistra e centro-sinistra. Ed è proprio da una città del genere, in cui schiavismo, lavoro nero e tutta una serie di problematiche reali, che giunge un grido di aiuto. E una proposta del genere, ovviamente, una volta entrato nell'iter parlamentare e qualora venisse approvata, anche con emendamenti, perché io ritengo si possa sicuramente migliorare da questo punto di vista, Ecco, ovviamente. Bravo. Posso interrompere un attimo, Stanasel, e poi la lascio concludere, perché quello che ci sfugge è questo, cioè la remigrazione non è che domani si fanno le leggi razziali, questa Esatto. la remigrazione è una proposta molto sensata, tra l'altro, che fa impazzire la sinistra perché si basa su alcune cose, alcune verità che loro ritengono essere assolute e che in realtà sono il ribaltamento della normalità. Cioè la remigrazione dice: in Italia, se vuoi che in Italia, come in tutto il resto del mondo, se vuoi che ci sia una cultura che esiste, quella cultura deve essere prevalente. Cioè, mi spiego per chi ci ascolta. Allora, siamo d'accordo che esistono i popoli, esistono le culture? Bene. Se una cultura diventa minoranza nel suo territorio, dov'è che può diventare maggioranza? Cioè, c'è qualche nazione africana che non fa più figli e che viene invasa da stranieri, e c'è gente e dove ci sono africani che dicono chi se ne frega, va bene così? Non mi pare. C'è qualche nazione asiatica? Non mi pare. Cioè, solo noi ragioniamo in questo modo per masochismo. In più, si tratta di una proposta culturale che va discussa, che va approfondita, che va cambiata, va adattata. Cioè, è come dire, è come quando uno tira con l'arco, no? Però, cioè, tiri in alto e poi è una sai però ricaduta. cosa, Francesco? Io credo che anche nel discorso che abbiamo fatto finora con Rachele Scarpa, io penso che molti esponenti del PD, insomma, o comunque dell'opposizione attuale, non abbia ben chiaro proprio quale sarà il problema futuro. La nostra ospite prima Ma sembrava neanche appunto... di destra ce l'hanno chiaro, perdonami. La nostra ospite sacco prima di gente a sembrava destra non ce l'ha sorpresa, no, dalla possibilità che, insomma, qualcuno potrebbe in futuro, con una cultura diversa, ribaltare le leggi. Cioè, secondo me, manca proprio questo concetto alla base. Non pensano possa essere una possibilità. Invece lo è, anche molto Ragazzi, ma è evidente, già a mio avviso. avvenuto. È già avvenuto. Cioè, quando tu pensi che... allora, guardate le cose dei coltelli, no, nelle città. Sì. Dice, ma i coltelli li usavano anche una volta. Sì, si usavano in Italia una volta, era una cosa però molto marginale, minoritaria, relativa alla criminalità, a certi quartieri, a certe sottoculture. Adesso è una cosa prevalente, perché c'è un tipo di cultura che non è esattamente la cultura magrebina, no? È quello che deriva dalla fusione di un pezzo di cultura magrebina con la cultura dell'Occidente consumista, e viene fuori il Maranza, no? Peraltro fai del male anche alle altre Hai culture. appena fatto una fusione da Dragon Ball, Francesco. No, è così però, scusami. Cioè, No, è vero, guarda è che vero. questa roba bisogna partire, cambia tutto se uno comincia a dire che l'immigrazione di massa è un male. L'immigrazione di massa è violenta. Cioè, quali sono i motivi per cui la gente viene qui? La gente viene qui o perché di massa, sto parlando di immigrazione di massa, la gente viene qui o perché fugge da una guerra, da qualcosa del genere, e Estrema allora minoranza. è un comunque. orrore. Sì, ma anche fosse la maggioranza, è una cosa che deve finire perché è un orrore, no? E uno ha il diritto di restare a casa sua, e lo dice persino l'ONU. Oppure vengono qui per motivi economici, perché pensano che a casa loro non si sia abbastanza bene. Ed è un orrore anche questo, non è giusto neanche questo, va risolto. Però Esatto. Stanasel E qui stava ci dando una sono- risposta prima, Francesco, infatti, che abbiamo pochissimo tempo. Sì, glielo lascerei... sarò molto breve, Prego. ma sicuramente una volta diventata legge, premesso che ci vorrà del tempo, io credo che potremmo fare una prima valutazione sicuramente dopo almeno 2, 3, se non 5 anni, perché ovviamente è un percorso duraturo, è un percorso che richiede tempo, però io credo fortemente che questa è una risposta. Finalmente c'è una risposta, perché per troppi anni anche chi ha causato poi, tramite una mala gestione politica dell'immigrazione incontrollata, non ha mai dato poi la risposta. Ecco, io
credo che questa idea, questa proposta finalmente arrivata e che arriverà, perché ormai, tra l'altro facevo il calcolo prima, erano 90.000 firme ormai, quindi non c'è più neanche il problema della raccolta firme. Sono tutte di Massimo. Esattamente. Però ecco, voglio focalizzarmi su questo aspetto. Io considero che questa non dovrebbe essere una proposta limitata all'Italia. Questo dovrebbe essere una proposta di legge, e una legge che io vorrei in Romania, che io vorrei in Germania, che io vorrei in Spagna, perché solamente così creiamo una linea unitaria di politiche Ma questo sull'immigrazione. dovrebbe essere un diritto umano, Stanazar, Esatto, e già lo è. esatto. Il diritto di restare a casa propria è un diritto umano. Ma non è diritto... applicato, mi permetta, perché il Ha problema ragione, è qui che manca, è qui che Siamo si deve d'accordo intervenire. perfettamente, e non è applicato per motivi disumani, perché Esatto. si fa male all'umanità in questa maniera. E chiudo dicendo una cosa: esistono esempi di immigrazione positiva, ma non sui grandi numeri, perché è il singolo che si integra, il gruppo familiare, le famiglie che arrivano. Stanasel lo dimostra, ammazza, se c'è più... Cioè, anzi, estirpiamo l'italiano che è in lui per far uscire il romeno, che è una cultura meravigliosa. Però, capite, cioè, ci sono dei casi di persone che vengono anche perché amano la cultura, ma si trovano bene, si sposano. Tutto questo funziona. Sul grande numero non succede, mi dispiace. E allora sicuramente ne torneremo a parlare, perché questo è un discorso veramente interessante, articolato, complesso. Noi ringraziamo i nostri ospiti di oggi che sono venuti qui a parlarne, e noi ci rivediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto a tutti. Ciao. Alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà.